lavoriamo col sistema Confindustriale, abbiamo da poco anche proprio con Forema cercato di accelerare il percorso di cooperazione, perché fondamentalmente per lavorare bene a livello europeo occorre una grande propensione al lavoro di team, una grande capacità di project management, una grande rete di relazioni. Noi ci vantiamo come Eurosportello di essere probabilmente l'istituzione che nella nostra regione è sicuramente la prima come numero di progetti vinti, come numero di progetti in gestione, come numero di attività di supporto che diamo ad imprenditori e ad associazioni, a enti, a province nel preparare proposte progettuali. Noi aiutiamo a trovare partner all'estero, in tutta l'Europa e nei paesi terzi, siamo molto attivi nei Balcani, quindi Croazia, Serbia in particolare, Romania ormai diciamo abbiamo un processo inverso, quindi abbiamo molte aziende che ci vengono a chiedere relocation in Serbia o in Moldavia. La Romania è un po' in questo momento fuori dal radar dei nostri imprenditori, lo è molto di più la Serbia. Abbiamo raggiunto oggi un discreto grado di come dire, organizzazione e sedimentazione nel Paese. Ne approfitto per darvi alcuni numeri. Il fondo ha superato le 90.000 aziende iscritte, contano queste 90.000 aziende circa 3 milioni e mezzo di lavoratori, un po' di più, un po' di meno con le fluttuazioni che sapete del mercato del lavoro. Siamo oggi, stiamo per buttare fuori i prossimi, insomma, gli ultimi dati, ma comunque siamo attestati intorno al 43-44% della raccolta dei fondi, cioè in termini monetari. Voi sapete che le aziende possono destinare le proprie risorse che versano obbligatoriamente o a alimentare la 231, la legge che poi distribuisce alle regioni per fare formazione continua, oppure possono indirizzare i fondi. Bene, oggi la situazione è pressappoco questa: le aziende italiane per più del 60% indirizzano le proprie risorse, 60% in termini di lavoratori, non in numero di imprese, il numero di imprese purtroppo è più basso, ma indirizzano queste risorse verso i fondi e noi raccogliamo circa il 43-44% di questa massa che si sposta sui fondi. Dicevo, sono diversi anni che serve i finanziamenti alla formazione, sia quindi i finanziamenti legati alla Comunità Europea, alla Regione del Veneto e da ultimo insomma i nuovi nati che sono i finanziamenti legati ai fondi interprofessionali. Quindi posso dire di avere una certa esperienza in questo campo. Ovviamente il taglio che volevo dare un po' a questo mio intervento è più legato con la praticità, cioè vuol dire i grandi numeri che i colleghi che mi hanno preceduto hanno dato, numeri veramente significativi, importanti di finanziamenti della formazione, poi si traducono anche in attività pratiche. Quindi, essendo io all'interno di un ente di formazione, volevo darvi alcuni numeri. Sono dei macro numeri perché non vuole nemmeno essere uno spot, perché sennò qui faccio l'elenco delle cose che abbiamo fatto e mi sembra sia una cosa un po' inutile, no? Ma mi faceva piacere dire, dando meglio alcuni numeri, che di fonti di finanziamenti, se poi ci sono numeri interessanti, importanti, a livello quindi di riqualificazione del personale, quindi dare valore alle imprese, dare, come dire, un contributo a tutte le persone che fanno formazione, effettivamente si può dire che la formazione è importante, che i finanziamenti sono importanti e che quindi devono continuare ad esserci. Questo è il concetto che cercherò di spiegare. Ci sono delle tecniche ormai consolidate, in cui non credevo neanche io molto sul piano psicologico, che ti aiutano molto sia per quanto riguarda la persona, anche nella crescita della persona, quindi nell'analisi di se stesso, di quello che hai bisogno, sei convinto a farlo, io voglio farlo, mi serve, lo facciamo. Chiaramente tutto nell'ambito aziendale deve essere funzionale a un miglioramento dell'efficacia del processo tramite appunto l'efficacia delle persone. Quindi soprattutto le competenze trasversali, l'area di comunicazione e di leadership, le solite cose insomma, che si dicono nelle competenze trasversali. Questo è stato effettuato soprattutto tramite i fondi appunto nostri, che sono accantonati e che ci peschiamo, io parlo di fondi impresa chiaramente, e ove non bastasse chiaramente, se uno crede nella formazione e necessita di determinati interventi, sono i soldi meglio spesi insomma.